dove la Camorra qui operava la Camorra. Nel Veneto orientale, un'associazione camorristica, Clan dei Casalesi, radicato sul territorio da oltre 20 anni, via via divenuta sempre più forte, sempre più capace di svolgere non solo attività tipicamente tradizionalmente camorristiche, quali l'estorsione, l'usura, ma servizi illegali, recupero credito, addirittura la costituzione di imprese, di società finalizzate a fornire la manodopera a costi molto bassi attraverso l'evasione degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali, società create proprio per fornire manodopera, per ottenere in subappalto lavori, per acquisire ulteriore ricchezza e, come dire, inquinare l'economia. Abbiamo avuto, come avete sentito, anche esempi di una politica inquinata. Ecco, le infiltrazioni arrivano anche alla politica. Arrivano anche alla politica, voto di scambio abbiamo accertato, è stato accertato nell'ambito di questa indagine, e poi ben 5 concorrenti esterni, cioè soggetti non associati ma che o in quanto componenti di quella che è l'economia apparentemente legale o svolgendo ruoli diversi hanno favorito l'organizzazione. Abbiamo qui ben 32 destinatari di ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa. È una ordinanza questa storica, perché avere un'organizzazione che stabilmente si è radicata sul territorio con un proprio clan, un clan di Camorra, è un fatto veramente straordinario a rilevarlo in questo momento, soprattutto quando a distanza di anni si richiama l'attenzione di tutti sul pericolo delle infiltrazioni, quando il clan ha operato per anni con intimidazione e di volta in volta addirittura richiamata per poter assolvere a compiti quali il recupero di refurtiva o altro, ancora una volta la Camorra si pone, in questo caso la Camorra, come soggetto referenziale anche per i gruppi criminosi locali. Avete scoperchiato un vaso di Pandora? Credo che la capacità che c'è stata dalle forze di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, con la Procura distrettuale di Venezia è stata proprio questa: riuscire a ricostruire i fatti, mettere insieme i risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche, utilizzare le dichiarazioni di tanti collaboratori di giustizia che avevano operato nel clan dei Casalesi e che hanno reso dichiarazioni anche sul territorio, e quindi dare il quadro dell'operatività del clan dei Casalesi su questo territorio. Clan dei Casalesi che inoltre si pone qui come referente sia dell''ndrangheta che della mafia catanese. Ecco. E protegge i gruppi criminosi locali, addirittura pretendendo il pizzo sullo sfruttamento della prostituzione e sullo spaccio di stupefacenti. Nel Veneto non c'è solo la Camorra, però. Recentemente un'operazione ha messo in luce anche l''ndrangheta e il potere che ha anche l''ndrangheta di penetrare le attività economiche in un'altra zona del Veneto. Come è la situazione? Questo è l'allarme che viene lanciato oramai quotidianamente. Attenzione, l'economia è apparentemente legale, perché viene sempre più infiltrata e inquinata dal reinvestimento delle mafie. Se pensiamo alla ricchezza che il clan dei Casalesi qui è riuscito a recuperare anche attraverso i subappalti nei lavori, se pensiamo alle presenze 'ndranghetiste, alle società che operano sul territorio e anche altrove, e ci rendiamo conto quale pericolo enorme ci sia per l'economia, soprattutto perché gli imprenditori sani per lavorare hanno bisogno di essere garantiti e protetti. Un imprenditore sano non può che cedere di fronte all'imprenditore camorrista. È per questo che è necessario etica, è necessario legalità, è necessario osservare le regole e che ci sia soprattutto qualcuno che verifichi l'osservanza delle regole. Procuratore, per quanto può dirci, l'imprenditoria, certi aspetti dell'imprenditoria cede alla Camorra, ma anche il mondo politico. Come avviene questo? Cosa è avvenuto in particolare nel Veneto orientale? Quel che avviene un po' in tutti i territori, laddove le cosche, i clan, 'ndrangheta, Camorra, mafie pugliesi, attraverso i loro esponenti
riescono a costituire interfacce capaci di mimetizzare sempre più le organizzazioni. È evidente che coloro che entrano in contatto anche con la politica non sono i camorristi che stanno sulla strada e che utilizzano l'intimidazione o la violenza come uno strumento di coazione. Sono soggetti spesso che appartengono al mondo dei professionisti, appartengono al mondo a volte della società civile, di quella società di cui ci fidiamo, ed è proprio su quelli che dobbiamo guardare e sono quelli che dobbiamo bloccare, perché è evidente che è una patologia che si insidia e si diffonde con grande silenzio. E su questo invece che dobbiamo tutti alzare l'attenzione e fare in modo che si creino delle barriere per impedire alla camorra, alla mafia, all''ndrangheta di continuare ad inquinare economia, politica e quindi la nostra società. Voi chiederete interventi dal punto di vista amministrativo con i comuni che sono stati coinvolti in questo? In questo sarà certamente il prefetto che provvederà ad aprire gli approfondimenti necessari per verificare se sussistono i presupposti per uno scioglimento per infiltrazione o condizionamento mafioso. In che percentuale c'è questo fenomeno diffusionale, secondo lei?